Marco, cosa ne pensi di questo disco? Mi fa cagare. Ok. E per quanto riguarda il disco, Martinetto sta sistemando Chanson e oggi ho registrato tanti violini e adesso sono stanchissima. Però Sergio inizia a cantare anche un altro pezzo stasera. Maybe. Ovviamente. Come maybe? Cause maybe tomorrow. Ciao! Nevica fuori. Com'è che registra così? Sto registrando? C'è il pallino che lampeggia? Perfetto. Eccoli qua i nostri amici Tapage che spalano la neve. Questa è la maledizione del Giuvazza. Se n'è andato, è arrivata la neve. Ma nel bosco si vedrà. Confido che nel bosco si vedrà. Non si vede una mazza. Cioè la partenza per il bianco. Spero di aver preso tutto. Sì, se hai dimenticato qualcosa chiama e te la porteremo qua. Lo porterete con l'elicottero? Sì. Grazie. Partenza direttamente dal cortile. Addio! Addio. Torni presto! Arrivederci! Ciao ciao. Ciao ciao! Buon Monte Bianco! Grazie. Niente, siamo qua ad aspettarlo in attesa che ritorni. Che ritorni tutto intero. È andato da solo. Non si va in montagna da soli. Non si fa. Allora, benvenuti alla prima lezione di Ghironda. Dopo aver passato la pece sulla ruota, come vedete, si inizia a girare e Daniele si sta applicando benissimo. Con costanza giro. Cioè, Questo è il ritmo binario, poi regolare. c'è il ritmo ternario che Con la maglia un po' più chiusa, ecco, bravissimo. È più un lavoro di Esatto. gomito, no? Chiudi pure con tutto. e si fanno i famosi triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E alla fine del pezzo avrete un'ottima Polenta. Pensavo un'ottima buca a 2. C'è là fuori, da qualche parte, in quel bosco lì. in quel bosco lì, dove voi vedete solo bianco, c'è un Marco Barbero. Qualcuno sta scenando. No, ma fuori di te, stai venendo. Siamo qua al 10° giorno di registrazione del disco di Luca Page, dove regna imperterrito l'entusiasmo. Secondo me questo vlog le impressioni del disco sono molto positive. Io ho finito le registrazioni già da qualche giorno, sono soddisfatto. La settima minore di minuti.